iniziano ormai a poche ore dall'inizio della gara? Come ogni partenza c'è un po' di emozione, insomma, nel preparare una gara e poi nel viverla, insomma, si parte domani. Ci tengo particolarmente a rendere i 5 minuti, l'ho fatte tutte le prove, 2 anni fa ho fatto anche un quinto assoluto, quindi ci tengo particolarmente a questa questione. È difficile, PS che conosciamo benissimo, qual è la insidia principale della motorsport? Ma le PS sì, conosco anche perché sono fatte al Salento, insomma bene o male ci conosco. Le insidie sicuramente sulla prova speciale diciamo Madonnina molto sporche, 3 salti sono impegnativi. Per quanto riguarda invece la prova speciale di Specchia è abbastanza scorrevole come prova, le insidie sono le pietre, molto spesso nei pivi stretti ci sono delle pietre che cadono perché la macchina passa un po' ed è facile trovarsi qualche pietra sulla traiettoria. Per concludere presentiamo anche il suo naviga. Sì, Vincenzo Forte insieme a suo figlio Gianluca. Tutti e 3 in macchina. Col pensiero il figlio sicuramente vale. Diciamo che il valore aggiunto Gianluca. Allora che dite di questo regno? Ma sarà un segno del divertimento, poi comunque ci stesso per andare avanti. In bocca al lupo. Prego. Possiamo passare. Va. Ammetta, Rocco, porco le ha passato. Non può buttare sulla terra. Ma dopo non si sembra grande no, ma è meglio, sai? Non posso con sei il nero durante lei? Quindi tempo da regolare. Adesso parliamo seriamente, lo so che è difficile per te. Come sarà questa tua gara? Sei uno degli accreditati, non dico a che cosa. Ah, non è vero, dobbiamo... La dichiarazione di affetto di Ira che intanto abbiamo Santo Siciliano, Santino, Rubicone Corsa. Loro sono salentini doc, quelle poche ad essere preparata in casa dal pilota stesso e soprattutto dal suo papà. Dunque una cosa un po' particolare che suona ad altri tempi. Forse nei rally attuali è un po' strano vedere le macchine preparate da terra. Facendo giustamente gli amici della Federazione Italiana per Tutti, associazione Dolce di Lecce che sempre operano con competenza e allora arriva Silvio Tappatino della Casa Ranovesi, ti ricordo che Silvio Tappatino è il presidente del... Sandro, tu, visto che sei del posto, dobbiamo fare qualcosa con il pubblico però, Io, sì, un po' di qualche applauso per incoraggiare i concorrenti, penso. Attenzione ai piedi, attenzione. Allora,
sappiamo con quali ambizioni state partecipando a questo rally. Per divertirci. Dai! Cosa ti devo dire? Scusami, il divertimento cosa resta? Il gusto! E vincere. Chi guadagna? Bocca al lupo! Questo equipaggio che presenta il nostro Gianluca, prego. Gargano! Loro sono del Gargano però di origini catanano, loro al contrario. Abbiamo fatto un pasticcio, ecco. Allora, lui è Maresco. Sempre 200 km, Allora, perché la scelta di questo colore? Quale, Scuro, hanno la vita. Complimenti. Ok, grazie. Gianluca, hai chiavi?